Da un lato il leader politico Luigi Di Maio, che continua a dirsi favorevole all'autonomia, dall'altro i parlamentari del Movimento 5 Stelle che attaccano invece la riforma prendendosela questa volta direttamente con il ministro agli affari regionali Erika Stefani, che ne segue l'iter. Dopo i tentennamenti dei ministeri 5 Stelle anche i parlamentari fanno resistenza. Stefani, accusano, non farebbe squadra, non coinvolgerebbe in questo percorso proprio il movimento e chiamano in causa le cosiddette commissioni paritetiche. Non fosse però che non esiste in questo frangente nessuna sede in cui condividere il nodo autonomia. Se le fonti dei 5 Stelle si riferiscono alle bozze d'intesa, l'eventuale commissione paritetica potrà essere costituita solo una volta approvata l'intesa dal Parlamento, spiegano dal Ministero. Ma questo pare importare poco agli alleati di governo della Lega, che minacciano di ritirare la loro fiducia al Ministro, impegnata nella giornata di oggi in audizione proprio sull'autonomia alla Commissione Questioni Regionali. Anche Fratelli d'Italia incalza sul mancato confronto. D'altro canto la richiesta di frenare sull'autonomia accomuna i primi cittadini di Milano, Giuseppe Sala, e Napoli, Luigi De Magistris. Ma dal Veneto il governatore Zaia tira dritto e annuncia. E il 5 marzo mattina alle ore 10 ho convocato la consulta, ve lo annuncio in anteprima, la consulta dell'autonomia, e presenteremo tutto il progetto perché per noi ci va avanti. Zaia non teme un confronto allargato neppure ora che altre 9 regioni si stanno facendo avanti per chiedere a loro volta l'autonomia differenziata. Siamo partiti dal momento zero nel quale era impossibile anche fare un referendum. Lo abbiamo celebrato, abbiamo fatto una bella trattativa, siamo entrati in Consiglio dei Ministri con la bozza d'intesa, adesso dicono che vogliono fare la discussione in Parlamento, ben venga, ma alla fine si dovrà firmare, perché ricordo che la legge dice che il governo ha l'obbligo di rispondere.